La fondazione è erede di una storia secolare. La famiglia De Claricini Dornpacher arriva da Bologna nel 1200 a Cividale del Friuli. Una famiglia nobile, nel 1368 riceve anche il titolo dei Dornpacher, che è un titolo nobiliare austriaco che è conferito dall'imperatore Sigismondo IV. Nel 1640 comprò i terreni di Bottenicco, dove costruì la propria villa. Gli eredi di questa famiglia vissero fino al 1968, quando l'ultima discendente della famiglia De Claricini, la Giuditta De Claricini, morì e lasciò tutte le proprietà che si trovavano in Friuli a una nascente fondazione che ha lo scopo di coltivare interessi culturali. Per fare questo la Giuditta De Claricini lascia anche un'azienda agricola di 200 ettari, che è il motore economico adesso attuale della fondazione. I 50 anni della nostra fondazione abbiamo pensato di festeggiarli in un modo dignitoso, se possiamo usare questo modo. Noi abbiamo pensato di trovare uno dei motivi più importanti che la Fondazione De Claricini poteva offrire al nostro territorio, ovvero gli studi danteschi. Nel 1466 il conte Niccolò De Claricini trascrisse il codice dantesco De Claricini, che è l'unico codice prodotto in Friuli. Potremo festeggiare i 50 anni della Fondazione con una grandissima mostra a settembre-ottobre di quest'anno, dove rappresenteremo tutti i codici danteschi del Friuli e sarà la prima volta che potremo vederli tutti insieme. Questo progetto su Dante, il motivo conduttore dell'annata, è stato riconosciuto come uno dei progetti nazionali da parte del Ministero dei Beni Culturali e della Commissione Nazionale per le celebrazioni dantesche dei 700 anni della morte di Dante, e quindi quest'anno siamo partiti con questo progetto. Il progetto prevede anche una serie di altre attività che non sono quelle delle mostre soltanto dei codici, ma ci saranno concerti, rappresentazioni teatrali, conferenze, un anno che inizierà il 25 di marzo con la prolusione di Don Alessio Geretti su Dante e che terminerà a novembre. Un programma ricchissimo di attività che porrà la Fondazione come uno dei punti di riferimento nelle celebrazioni dantesche.